Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match per la nostra diretta del venerdì sera. Buonasera Ermanno, questa sera è una serata, come dire, dal sapore istituzionale. Seconda puntata della stagione. E quindi parliamo di due avvenimenti che sono correlati tra di loro, che è la politica, diciamo, italiana, e quindi l'elezione di un nuovo governo che è ispirato a una tendenza completamente opposta rispetto a quella precedente, e staremo a vedere come procederà. Soprattutto non è molto interessante se durerà, quanto durerà, sarà interessante vedere se riusciamo a fare tutte quelle cose utili, indispensabili e urgenti che l'Italia ha necessità e l'italiano ha necessità di avere. Ora non si può inventare niente, abbiamo un debito che è spaventoso, il debito più alto che ha l'Europa, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo fattore. Abbiamo un fattore spread che è una presa in giro, perché basta cambiare governo e si sale e si scende come si vuole, quindi evidentemente non dipende dalla nostra cattiva gestione, probabilmente anche da questa, ma c'è qualcun altro che riesce a fare un po' le cose che vuole. Ecco, queste considerazioni devono essere tenute presenti, perché dobbiamo stare al di fuori dei giochi delle parti, dobbiamo vedere effettivamente quali saranno i risultati. Io mi auguro che siano positivi, perché l'Italia ha bisogno di un governo solido che promette, mantiene e va avanti. La seconda parte invece è il proseguo di questo governo, cioè è la dipendenza di questo governo. È stato fatto, e mi sembrava impossibile che nessuno se ne fosse accorto, è stato fatto un governo europeo con l'appoggio di 5 Stelle e PD, e questo è stato il risultato. È naturale che le cose andassero in una certa maniera. D'altro canto, le sparate di una Lega che vuole i pieni poteri, io rammento qualcun altro che ha chiesto i pieni poteri, e inorridisco solo che abbia fatto la mossa del cavallo. Evidentemente c'era qualcuno che lo aspettava al varco e c'è cascato. Adesso vedremo come si promuove questa cosa. C'è questo avvicinamento Salvini-Berlusconi, quindi andiamo a riscoprire la mummia, e anche questo è il motivo della seconda parte di questa trasmissione, che è molto importante, perché vorremmo discuterla con i presenti qui in maniera non come si fa nei litigi matrimoniali, colpa mia, colpa tua, ma vedere effettivamente cosa hanno bisogno gli italiani, dare un senso all'Italia nella politica estera, e vedere poi Gentiloni se riuscirà in una situazione così difficile ad assolvere le sue mansioni. Ecco, allora passiamo ai nostri ospiti. Che sono? Certo. A te la parola. Presento subito, inizio da Roberto Ciambetti. Buonasera Ciambetti. Buonasera, per i nostri telespettatori. Un saluto appunto a tutti i telespettatori. Certo, ricordiamo, Presidente del Consiglio regionale del Veneto, esponente della Lega. Buonasera a Roberta Toffanin. Buonasera a lei a tutti. Allora, per i telespettatori, senatrice, esponente di Forza Italia. Buonasera e grazie anche a lei di essere qua. Buonasera ad Alessandro Bisato. Buonasera Bisato, segretario regionale del Partito Democratico in Veneto. Grazie anche a lei di essere qua, e buonasera a Settimo Gottardo. Buonasera a tutti. Buonasera Gottardo. Il nostro pilastro. Il nostro pilastro, già sindaco di Padova, ma insomma una lunghissima esperienza in politica, una figura conosciuta, e sicuramente ci aiuterà a tradurre, a capire quali sono le manovre che ci sono in questo momento all'interno della politica. Però noi, come sempre, abbiamo il nostro spazio dedicato alla ricorrenza storica in apertura. Sentiamo la sigla di Memorandum che ci dice di che cosa parliamo questa sera. Memorandum, storia e memoria. 14 settembre 1321. Muore a Ravenna all'età di 56 anni Dante Alighieri. Con la sua commedia diventerà uno dei simboli dell'Italia nel mondo.
Allora, Dante Alighieri, figura sicuramente conosciuta a tutti, però in questo breve servizio, come dire, riepiloghiamo un po' quello che è successo anche in occasione appunto della sua morte. Sentiamo. Nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321, all'età di 56 anni a Ravenna, muore Dante Alighieri. Considerato il padre della lingua italiana, deve la sua fama alla commedia, più conosciuta come Divina Commedia, opera che viene ritenuta una dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Dante è diventato uno dei simboli dell'Italia nel mondo. Linguista, teorico politico e filosofo, Dante segnò profondamente la letteratura italiana e la cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il sommo poeta o, per antonomasia, il poeta. Morì a 56 anni di età dopo un soggiorno a Venezia, dove era stato inviato quale ambasciatore politico per conto del signore di Ravenna, Guido Novello, in attrito con la Serenissima, che a seguito degli attacchi da parte delle galee ravennati si era alleata con Forlì per promuovere guerra a Novello. Quest'ultimo, sapendo di non disporre dei mezzi necessari per fronteggiare tale invasione, chiese a Dante di intercedere per lui davanti al Senato veneziano. L'ambasceria di Dante ebbe successo per la sicurezza di Ravenna, ma fu fatale al poeta, che prese la malaria attraversando le valli di Comacchio. Le febbri conseguenti portarono velocemente al decesso. I funerali si tennero nella chiesa di San Pier Maggiore a Ravenna, presenti le autorità cittadine e i figli. Ecco, questo è un pochino in breve quello che è successo. Questo Dante ambasciatore viene interpellato appunto per intercedere con la Repubblica della Serenissima. Insomma, c'è un collegamento con Venezia in questo caso, Ciambetti. Sì, ricordiamo che Venezia, specialmente dal 1200, nel 1400, nel 1500, è stata luogo dove la cultura sia di persone che arrivano da altre regioni d'Italia, da altri stati d'Italia in quel momento, ma anche da altre parti d'Europa, vedevano Venezia come un luogo dove si poteva fare cultura, fare studi, far emergere anche eccellenze che appunto potevano fiorire in giro per l'Europa, e Venezia era in quel momento veramente un faro e un centro di cultura in tutta Europa. Tra l'altro io ho anche usato Dante di recente per calarlo sulla politica italiana e ha avuto anche un certo riscontro quello che ho detto. Riprendo il passo se volete, posso leggerlo? Sì, prego. L'ho fatto il 28 ho preso un passo del Purgatorio. Ai serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di provincia ma bordello. E mi sembra che quelle parole di Dante appunto di qualche secolo fa si calano bene in questo momento e nella situazione politica italiana. Roberto Toffanin, allora. Ma io di Dante vorrei ricordare anche un passaggio precedente, come politico nella città di Firenze. Lui guelfo proveniente anche da una famiglia di guelfi contro i ghibellini, poi anche a loro interni i guelfi, come ci si ricorda, si sono suddivisi a loro volta in guelfi bianchi, in guelfi neri, e proprio per questa sua presa di posizione poi è stato esiliato, e da qui l'esilio perché è stato accusato ingiustamente di essere un falsario e di un barattiere. Ecco, anche qui la storia di quel tempo un po', se vogliamo, si anticipa quella che è poi e si ripresenta anche nella nostra storia moderna. Ecco, in questo momento, pensando per esempio al presidente Berlusconi, e mi scusi professore ma mummia proprio no, anche se permette Presidente del Consiglio, colui che ha messo fine alla guerra fredda tra Russia e America, insomma un po' di rispetto, però anche lui ingiustamente è stato esiliato dal Parlamento, adesso sta ritornando ancora con le sue energie anche in Europa e sta portando quelli che sono veramente dei contenuti per il nostro Paese. Ecco, Bisato, abbiamo avuto due interventi che hanno parlato dell'attualità di Dante alla fine. Perché poi alla fine tutti ricordiamo la Divina Commedia, che di fatto è un affresco delle virtù e anche dei misfatti dell'epoca in cui viveva, e che poi traslate possono essere tranquillamente le situazioni che potremmo calare nella realtà odierna o di questo periodo storico.
Lui ha avuto questa capacità di saper scrivere in un'epoca in cui pochissimi avevano la capacità della scrittura e dell'intelletto, ma non perché non ci arrivassero, ma perché probabilmente la formazione era ridotta a pochissimi. Abbiamo colto dal vostro servizio che ha avuto anche dei ruoli politici significativi, ma soprattutto ha saputo leggere la società e metterla nero su bianco. È qualcosa che ci insegna, perché noi, un po' presi, un po' fagocitati dal giorno per giorno, dimentichiamo di mettere nero su bianco quello che non succede a noi ma succede alla società, perché qualche volta leggendo la storia dovremmo anche sapere che un po' può ripetersi e ci dovrebbe insegnare invece come affrontare un futuro mettendo al centro gli ideali, la possibilità di vivere in un mondo di pace. Penso che sia, come dire, il portato di ognuno di noi, al di là delle appartenenze politiche, insomma, no? Poi se uno fa politica è per cercare di migliorare la vita degli uomini, oltre, ed è un aspetto che lui non ha tralasciato, probabilmente anche gestire il potere, e di queste ultime settimane sarà poi uno dei ragionamenti che faremo. Poi si vede che entrandoci dentro c'è chi sa interpretarlo in maniera innovativa e dalla sera alla mattina prende una decisione che stravolge il campo politico, che fino magari a un giorno prima era di tutt'altro taglio. Cioè, se ci fossimo trovati a discutere di Dante un mese fa, probabilmente avremmo fatto delle considerazioni che non faremo stasera, alla luce di quello che è successo in questo pazzo agosto italiano. Certo, beh. Gottardo, allora, Dante dai tanti volti. Dante è stato anche vittima della politica, prima perché l'hanno esiliato, e poi questi signorotti che lo ospitavano in realtà lo usavano anche per l'intelligence, oggi diremmo un po' di spia. Sì. In senso nobile, però cioè, le missioni a Mantova, a Trento, a Ravenna purtroppo, dove c'è anche rimesso la vita, quindi è qualche cosa di importante. Però io lasciamo da parte la politica, noi abbiamo una gratitudine sconfinata a Dante, ci ha dato la lingua italiana. Noi siamo italiani perché parliamo italiano, e questo lo dobbiamo principalmente a Dante, anche ad altri due grandi scrittori toscani che sono Boccaccio e Petrarca, e guarda caso due di questi tre grandi scrittori hanno trovato lo sviluppo e l'ospitalità proprio qui nel Veneto. Dante, la cui famiglia, i discendenti ultimi ancora risiedono, gli Aldegheri risiedono ancora a Verona, vivi e vegeti e stanno benissimo, anzi gli auguriamo lunga vita alla famiglia Aldegheri, e Francesco Petrarca a Padova. Quindi la lingua italiana in realtà si sviluppa in un contesto veneto prima della Repubblica Veneziana ancora, perché allora c'erano le signorie venete che proteggevano la cultura, e questa è una grande tradizione. Noi siamo italiani grazie a Dante, grazie a Petrarca, che abbiamo ospitato a Padova, che abbiamo ospitato a Verona, e a loro poi dobbiamo anche un mito moderno, il viaggio, che è l'elemento fondamentale della cultura mediterranea. Il viaggio, dall'Eneide all'Odissea, l'Iliade, sono tutti miti di viaggio. La Divina Commedia è un viaggio nell'inconscio, nell'aldilà, quindi il mito non c'è nulla di più moderno del viaggio. Gli astronauti sono gli ultimi protagonisti dei viaggi danteschi, quindi scusate, una grande modernità da cui noi dobbiamo essere profondamente grati. Ma coglierei un attimo una provocazione. La madre di Dante era ghibellina, infatti Dante non la cita. Papà. Muore quando Dante ha 5 anni. Berlusconi, diciamo che essere una mummia non è negativo, però, abbiamo lunga vita perché abbiamo ancora Ramsete III, mi pare, che, nei musei, per cui troveremo, noi moriremo, saremo seppelliti normalmente, ma Berlusconi sarà sicuramente in qualche museo. D'altro canto è un puttiniano.
Cioè è uno che con Putin ha intessuto grandi rapporti e anche sulla via del petrolio, sulla via del gas, eccetera, insomma grandi cose. Poi aveva fatto il triumvirato, che non si può dire, ma noi siccome siamo una televisione di provocazione lo diciamo: Gheddafi, Berlusconi, Putin. E la nuova valuta africana contro la valuta del franco francese. Se lo sono voluta? Sì. Allora abbiamo visto Gheddafi, poveretto, è passato a miglior vita. Berlusconi l'hanno messo in pensione per qualche anno e Putin gli hanno fatto l'embargo, giusto? Qui siamo a posto, abbiamo capito la politica, perché sennò sembra che tutte queste cose cascano dal cielo, ma in realtà si voleva fare una politica diversa in Africa che non fosse condizionata al benestare dei francesi, che ci guadagnano una barcata di soldi. Questo per la chiarezza. Quindi in questo caso quando c'è stato l'attacco proditorio dei francesi, perché ancora l'ONU non aveva dato l'ok, no? Quindi sono partiti prima per prendere in contropiede la situazione, mi pare che sia stato il Presidente della Repubblica Napolitano che ha detto: quello è un dittatore, no? Berlusconi cercava di risistemare le cose trovando una via di mezzo, ma naturalmente più che l'amor poté il digiuno, no? E quindi si è dovuto arrendere, restando sempre nel mondo dantesco. E probabilmente questo disastro di immigrazione non sarebbe successo. Ecco, tanto per chiarire le cose come stanno, poi ognuno tragga le proprie conclusioni, perché questo è giusto che sia. Lo scrivere, Dante purtroppo, a quel che si suppone, non scriveva, perché era monco di mano destra, perché l'aveva persa nella battaglia di Campaldino, e quindi dettava, ma soprattutto andava tutto a memoria. E Dante è un politico, non solo, ma è un giurista prima di essere poeta. Poeta lo fa per necessità, non per virtù, poi diventa anche una virtù. Ma cosa vuol dire? Per chi ha studiato teologia, ha studiato anatomia, ha studiato giurisprudenza, ed lui è ambasciatore a Roma e probabilmente ad Anagni, perché quel periodo è un po' confuso secondo le tradizioni, diciamo, quello che ci rimane della memoria di Dante, che è ambasciatore di Firenze perché il papato vuole sottomettere, mantenere sottomessa, lo era anche prima, Firenze. Cacciano i ghibellini, però i guelfi, che sono di due parti diverse, neri e bianchi come lei giustamente diceva, i neri stanno dalla parte di un papa famosissimo, che Dante condannerà ancora in vita, che è Bonifacio VIII, no? Bonifacio VIII viene cacciato all'inferno ed è ancora in vita. E cosa poteva fare il buon Bonifacio VIII se non condannarlo alla morte per ben 3 volte? E con una pena, a seconda degli storici, minimo di 500 fiorini d'oro. Qualcuno suggerisce che erano 5.000, ma vabbè, comunque non li avrebbe mai avuti. E quindi la sua, diciamo, torna a Firenze, fa un passaggio rapido, se ne scappa perché sennò se lo prendono, lo fanno a fettine, e comincia la sua migrazione. E cosa gli rimane? La fortuna degli artisti di quell'epoca è esattamente inversamente proporzionale a quella di oggi, ovvero il pittore faceva un sacco di soldi, perché le rappresentazioni nelle chiese, le rappresentazioni nelle grandi famiglie, eccetera, era data ai pittori, perché il pittore supperiva l'ignoranza della lettura e della scrittura, la gente non sapeva leggere e scrivere, quindi quando andava nella chiesa... Era l'emittente televisiva. Come? Era come l'emittente televisiva. La TV del Medioevo. Ha perfettamente ragione, anche perché se noi andiamo e abbiamo un esempio, perché contemporaneamente, quando Dante viene a Padova c'è un pittore famosissimo che è Giotto, che sta dipingendo la Cappella degli Scrovegni, aveva appena finito di dipingere il santo e il salone
di Padova. Il Salone abbiamo perso le pitture perché è stato scoperchiato da una tempesta, da una tromba d'aria, però sta dipingendo la cappella degli Scrovegni, perché a quell'epoca non la dipinge solo a livello di immagini, ma la dipinge con una narratività, cioè dipinge gli eventi successivi sia della parte dell'Antico Testamento che del Nuovo Testamento, e quindi vediamo la crocifissione, la resurrezione, la nascita, eccetera, in ordine. Quindi voi immaginate, per dare ragione a lei, che il sacerdote parlava e la gente guardava e vedeva, quindi c'era, diciamo, un audio-video adatto all'epoca. E c'è addirittura uno scontro, perché la cappella degli Scrovegni la gente ci va, la riempie, ed era un business. E invece i frati che stavano vicino, che avevano la chiesa degli Eremitani, i frati eremitani, non hanno e tant'è che poi la faranno affrescare, perché per attrarre l'attenzione dei fedeli presso questa. Ma torniamo a Dante. Dante è priore come politico a Firenze e poi fa parte del Consiglio dei 100, quindi è politico a tutti gli effetti, ma solo quando scappa cosa può fare, come potrà campare? E dice: come sa di sale il salire e il scendere le altrui scale. No, andare a domandare: mi dai da mangiare qualcosa, mi accogli, eccetera, tant'è che Scrovegni non lo accoglie e Dante lo mette all'inferno, mentre il buon Giotto fa la sua pittura e dice: Scrovegni è in purgatorio, offre la cappella agli angeli affinché accorciare le sofferenze del padre. Ecco, allora questo Dante, che non ha scritto, non gira con un manoscritto, esistono dei manoscritti, e anche qui ne parleremo tra un attimo, la sa a memoria. Ma attenzione, se noi prendiamo la Divina Commedia e la leggiamo in prima persona, io sono stato lì e ho visto, e vi posso documentare, e sono svenuto. Provate a immaginare a quell'epoca, non con l'idea di oggi che abbiamo film, televisione, internet, eccetera, ma con l'idea di uno dice: io sono stato veramente all'inferno. E allora si apre una parentesi, dove Dante, e comunque la commedia dell'epoca che era questa, cioè il racconto dell'aldilà, prende spunto da un'altra persona molto importante, che è vissuta 600 anni prima, che è Maometto. La commedia medievale prende spunto dal viaggio all'inferno, il viaggio nell'aldilà di Maometto, e c'è un libro abbastanza importante di un collega, un docente universitario di Madrid, che spiega tutti i passaggi e fa le comparazioni tra la commedia medievale, che non era solo quella di Dante, e la commedia invece, cioè la visione dell'aldilà riportata da Maometto, ma poi abbiamo anche altri personaggi illustri dell'antichità, dell'antica Roma, che vanno presso gli inferi e tirano fuori, hanno conoscenze molto interessanti. Quindi Dante è il testimonio in prima persona, è il giudice nello stesso tempo, quindi condannerà nell'aldilà vuoi i politici, vuoi i sacerdoti, ma soprattutto il Papa, che l'ha condannato a morte. Quel Papa che è Bonifacio VIII, che succede a Celestino V, che aveva dilapidato nel giro di qualche mese tutti i beni della Chiesa, tirandosi dietro l'odio di tutti i cardinali dell'epoca, e che poi si rifugia presso Carlo d'Angiò a Napoli, perché Celestino V non viene eletto a Perugia dai cardinali, viene imposto da Carlo d'Angiò, il quale aveva bisogno che ci fosse in quel momento un papa che facesse la pace tra lui e il famoso Vespri siciliani. C'era una guerra tra la Sicilia e Napoli.
E quindi ha bisogno che un Papa metta un timbro, dice fatemi il Papa, poi facciamo un Papa di transizione, e fu veramente un Papa di transizione. Ma naturalmente Bonifacio VIII, che venne eletto subito dopo, ci mise ben 3 anni per mettere insieme i cocci che aveva fatto Celestino V, che fu, diciamo, ospitato con una certa virulenza presso Montefumone, fu messo dentro una torre e lasciato là, e poi lo trovarono morto con un buco sulla testa, ma questo non si dice perché fa brutto. Questo era il Medioevo, questo è il Medioevo di Dante, però una grande Venezia è ambasciatore a Venezia, ma Venezia resuscita Dante, perché si trova un vecchio manoscritto, non ce n'erano, non c'era la stampa, però Venezia era diventata dopo il Cinquecento una delle centrali più grandi al mondo, tant'è che stampa anche il Corano, era diventata una tipografia. E quindi trovano un testo di Dante, lo stampano e allora non è più la commedia, è la Divina Commedia. Ed è merito dei veneziani se la commedia oggi è diventato padre della lingua italiana e riusciamo a leggerla ancora. E bisogna leggere con un altro spirito rispetto a quello scolastico. Ma ripeto, la lingua italiana, Dante dice, non è una lingua che deriva dal latino, ma è una lingua babelica. Cioè quando la Torre di Babele le tribù si sono separate perché ognuno non riusciva a capire l'altro e quindi sono nate le differenziazioni delle lingue, ecco che è nato l'italiano e quindi non ha nessun rapporto con il latino. Ecco, questo è un po' pindarico sul buon Dante Alighieri, che ancora adesso ci provoca in tutte le maniere. Grazie, abbiamo parlato proprio dell'attualità di Dante. Adesso allora chiudiamo qui il nostro spazio dedicato alla storia, andiamo un attimo in pubblicità, ma poi ritorniamo appunto e inizieremo a parlare di quello che è successo, di come è cambiato, di cosa è cambiato, di quali sono le prospettive, ma di questo appunto subito dopo la pubblicità, tra poco.